Ciao a tutti, oggi parliamo di una ricetta tipica del sud Italia, ovvero le cozze gratinate. Gli ingredienti sono semplicissimi, come sempre vi rimando al blog Siciliani Creativi per l'elenco preciso e le dosi e noi parliamo un pochino delle cozze. Il nome scientifico è Mytilus gallo-provincialis, sono dei molluschi bivalvi e diffusi in gran parte del sud ma anche del nord Italia. Vengono coltivati in Sicilia, in Puglia, in Sardegna ma anche per esempio nella zona di Chioggia. L'unico problema delle cozze è che devono essere pulite prima di poterle utilizzare, diciamo che è l'unica cosa un pochino scocciante. Per pulirle bisogna utilizzare o un coltello o personalmente preferisco utilizzare una retina pulita ovviamente, con cui strofino le cozze fino ad eliminare le incrostazioni superficiali. Prima di strofinarle sotto l'acqua va tolto il bisso, che è quella specie di peletto che vedete fuoriuscire da un lato, lo dovete strappare e in questo modo poi la cozza in cottura si aprirà più facilmente. Una volta pulite le cozze, la preparazione delle cozze gratinate è molto semplice. Bisogna aprire le cozze, io metto un goccetto d'olio, prezzemolo, solo i gambi che danno più profumo della parte con le foglie, nonostante normalmente in cucina si usino solo le foglie, 2 spicchietti d'aglio. Metto le cozze a padella calda e copro a fuoco medio semplicemente con il vapore le cozze si apriranno. Attenzione, appena le valve si aprono, toglietele dal fuoco, altrimenti diventeranno troppo cotte. Sicuramente lo sapete già, ma vi ricordo che le cozze che in cottura non si aprono vanno gettate perché vuol dire che sono morte e non si devono mangiare. E mi raccomando, non gettate via l'acqua. L'acqua di cottura delle cozze va filtrata e poi va messa in un bicchiere a decantare, ovvero quando poi la utilizzerete non dovete versarla dal bicchiere perché potrebbe esserci del fondo, del terriccio, della sabbia, ma dovrete usarla a cucchiaiate. E una volta che le cozze saranno cotte, dovete semplicemente staccare una delle 2 valve e metterle da parte. Il ripieno tradizionale siciliano delle cozze gratinate è pane grattugiato, inumidito con un po' di pomodoro e condito con prezzemolo, aglio, pecorino, anche un po' di parmigiano se il pecorino fosse quello troppo salato e olio extravergine di oliva. Io aggiungo oltre al pane grattugiato fino anche della mollica di pane raffermo grattugiata a mano, un po' più grossolana. In questo modo il ripieno viene leggermente più soffice e più morbido, meno ammassato, secondo me più piacevole. L'altro elemento fondamentale di questo piatto è l'olio, ovviamente un olio extravergine di oliva, io vi consiglio un fruttato medio in modo che il gusto non sovrasti quello delle cozze e ovviamente dovete fare un po' di attenzione. Ci vuole l'olio, ma potete usare anche l'acqua di cottura delle cozze per bilanciare in maniera da ottenere un impasto che sia soffice, sgranato, non unto, però abbastanza umido. Ricordate che poi dovrete pressarlo sulla cozza e quindi deve, diciamo, reggere. Non aggiungete sale, sia perché l'acqua delle cozze solitamente è molto salata, sia perché anche il pecorino è salato. Questa è la consistenza che deve avere l'impasto. A questo punto non vi resta altro che farcire le nostre cozze. Mettete l'impasto sulla cozza, abbondate con l'impasto, pressate bene in maniera che rimanga all'interno della valva e una volta finito di riempire tutte le cozze, conditere con un filo di olio extravergine d'oliva e ancora un pochino dell'acqua di cottura, perché poi in forno le cozze tenderanno ad asciugare ovviamente e quindi se non sono umide saranno secche alla fine. Preriscaldate il forno a 180 gradi statico, inserite la teglia a metà altezza, la cottura 8 minuti. Le cozze sono già cotte, il ripieno è già cotto, devono semplicemente gratinare leggermente. Potete effettuare 1 minuto in più di cottura con il grill per renderle ancora più dorate. A questo punto vi rimando al sito Siciliani Creativi per la ricetta e vi auguro buon appetito.